Scegliete da che parte stare, pensateci e cercate di avere una visione di lungo periodo e non agite secondo logiche di pura convenienza. È un appello e allo stesso tempo un monito quello che Alessandra Dolci, da questo febbraio procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, lancia agli imprenditori della regione di fronte al pericolo che la grande criminalità organizzata rappresenta per il Veneto. Non è una deduzione, fa riferimento ai processi che già si sono celebrati e definiti con sentenze di condanna che riguardano soprattutto l'area veronese e per quanto riguarda l'area veneziana la vicenda di Eraclea. Però ecco, mi viene da pensare che lo stesso fenomeno di infiltrazione possa essere presente anche in altre province, poiché le mafie si infiltrano laddove c'è ricchezza del tessuto economico, starà a noi fare questa verifica. A Corner, Dolci ha sottoscritto con il prefetto di Venezia Darcopello su un accordo di collaborazione che richiama l'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, un rafforzamento del raccordo tra le due istituzioni nel rispetto delle rispettive attribuzioni e del segreto investigativo. Per noi è estremamente importante perché consente da un lato alla Prefettura di avere accesso a documenti non coperti da segreto che possono supportare le misure interdittive e dall'altro per parte nostra trarre spunti investigativi invece dall'azione delle prefetture, per esempio dall'accesso ai cantieri che a me sta molto a cuore, perché solo facendo accesso ai cantieri si può verificare chi effettivamente sta svolgendo quelle attività nelle commesse pubbliche. L'impegno degli organi dello Stato a contrasto della grande criminalità organizzata può risultare però più complesso o addirittura non essere sufficiente se si trova ad operare in una società che non si dimostra impermeabile ai fenomeni malavitosi. Bisogna fare formazione presso le scuole, presso le associazioni di categoria e indicare loro quali sono gli alert della presenza mafiosa, perché bisogna conoscerla per saperla riconoscere.